rimanevano tutti. Più illuminavano un altro capo, più alla fine gli acquisti si accorgevano che non era vero che riducevano i costi, non si sa perché, non si riducevano mai i costi, e quindi hanno eliminato adesso le aree vaste e adesso ne metteranno un'altra, vedremo cosa. Poi hanno inventato, della sanità abbiamo già parlato l'altra volta, non voglio quindi fare gli stessi discorsi dell'altra volta, vi dico solo qualche novità rispetto ad allora. È stata fatta un'inchiesta sulle finanze di progetto, non so se l'avevo già accennato l'altra volta. Si è dimostrato che la finanza di progetto, che è quel sistema per cui i privati fanno loro gli ospedali e sembra che ci li regalino e dopo noi li rimborsiamo, e ci siamo accorti, l'ospedale Angelo di Mestre, che costa 250 milioni di euro, 120 milioni ha messo il privato, 130 ha messo la regione, e noi adesso per 30 anni, 28, 29, diamo i servizi, alcuni dei servizi in gestione a questi privati, e paghiamo 50 milioni di euro all'anno, 54 per 30 anni. E certo che recuperano anche i 120 che hanno investito e hanno garantito come minimo il 7% di utile ogni anno, cioè se loro non riescono ad avere il 7% la regione deve dare i soldi. Dunque il 7% non so, qualcuno di voi che ha dei risparmi sa cosa danno adesso o in banca o in post, anche obbligazioni anche a medio e lungo termine. Il 7% non lo dà neanche a uno che ci mette 1 miliardo di euro, il 7% non lo dà. Quindi questi sprechi veri sono i comitati d'affari che riescono a governare la regione. Un altro spreco è che la regione ha giocato in borsa, ha fatto gli swap, li hanno fatti anche alcuni comuni, obiettivamente, anche di centro-sinistra, per carità. Comunque la regione ci rimette 8 milioni di euro l'anno. Ha sbagliato a giocare in borsa, ha fatto gli swap, quelli sui crediti, in cui giochi sperando che i tassi siano o bassi o non troppo bassi o non troppo alti. Se sbagli il calcolo ci rimetti, ma ovviamente noi ci rimettiamo sempre 8 milioni di euro finora. È una cosa che non abbiamo fatto ancora a conferenza stampa, io e te Roberto, sarebbe il caso di farlo. Dove sta la logica? Allora, cos'è che faranno secondo me? Allora, secondo me la logica è semplice: scaricheranno gradualmente i costi sulle famiglie, è quello che stanno facendo sul sociale, e lo faranno in maniera subdola. Per esempio sulla non autosufficienza, che sono i soldi che dovrebbero andare come contributi alle famiglie per chi porta la famiglia, il proprio anziano nella casa di riposo, o il disabile se non è anziano, oppure che se lo tiene in casa e se ha un reddito non alto avrebbe diritto a un contributo. Bene, in Italia cosa succederà? Che prima l'anziano lo portavi alla casa di riposo e aveva il contributo, e fra poco non avrai più. Quelli che l'hanno avuto bene, quelli che arriveranno non ce l'avranno più. Prima ti tenevi l'anziano in casa e se avevi un reddito inferiore a una certa cifra, che fosse 17.000 euro anno, che già era bassa, ti davano un contributo. Adesso te lo ridurranno e piano piano te lo elimineranno. Prima davano i fondi, ne parlavo prima con la nostra consigliera comunale, per i CEOD, e li stanno tagliando. Quindi colpiscono i più deboli alla fine, quelli che colpiranno saranno i più deboli. Questo è quello che succederà. Prima negli ospedali, se avevi una persona ammalata gravemente, te li ricevevano e si ritenevano lì 1 mese, 2 mesi, poi te lo portavi a casa, poi lo riportavi all'ospedale, magari un altro, e in qualche modo il primario, il dottore te li tenevano, perché non sapevi più come fare, perché si erano gravemente ammalati. Oggi l'ordine che hanno i direttori generali per forza hanno ridotto il deficit, dicono, l'hanno ridotto così, tagliando alla gente che ha dei problemi e spostando i debiti nell'anno successivo. Quindi dicono: siamo riusciti a ridurre il disavanzo, per forza i fornitori del Veneto vengono pagati dopo 260 giorni, mediamente 260 giorni, il che vuol dire cause, il che vuol dire prezzi che non sono quelli veri, perché se tu mi paghi dopo quasi un anno, se ti dicevo che ci impiegavo 3 ore a fare l'opera, io ti dico che faccio 6 e invece ne impiego 3.
da qualche parte se sono un pregio, no? E quindi addirittura si crea anche un meccanismo perverso vicino alla corruzione attraverso questi sistemi in cui poi tutti si giustificano a vicenda, no? Questo è quello che succede. Succederà da noi, ecco, una cosa che interessa a voi, che interessa anche Buttapietra, vedo qua Filippo, è che chiuderanno Roma, l'ospedale dove Roma sarà a breve, o meglio, vi diranno che sarà riconvertito. Sarà vero che sarà riconvertito, ma vuol dire che sarà chiuso. L'ospedale dell'Ottocento che hanno fatto con 35 sale operatori che potrebbero lavorare quasi contemporaneamente, vuol dire che nel raggio di 100 km non ci sarà spazio per altri, e c'è Negrar, tra l'altro, perché è in forte competizione, e essendoci poi gli ospedali diretti, chiamiamolo questo, non c'è la possibilità. Questa è una scelta politica che ovviamente la faranno digerire piano piano, sappiatelo, Buttapietra alle elezioni a breve, è uno degli scopi. Le infrastrutture abbandoneranno, perché sono costretti, perché non hanno più soldi per fare investimenti, tutte le infrastrutture di rilievo e utili, per esempio la metro alla superficie, cioè treni rapidi, veloci, di cui si parla da tanti anni, non sarà realizzata, sicuramente non da noi, devono ancora completarla a Venezia, che ci arrivano a Verona. Le tangenziali speriamo che non le facciano, proprio perché il completamento, lo sapete che c'è il progetto già avviato, di mettere assieme le tangenziali da Padova fino a Peschiera, che poi proseguirebbe fino a Brescia. Vuol dire che la tangenziale sud che voi utilizzate, che anch'io utilizzo tutte le volte, per tutto, diventerebbe a pagamento. Ma un pagamento caro, anche perché per fare 100 km costa 12 euro come pedaggio. Il fatto che non ce la facciano più perché c'è la crisi, e quindi qui sono dei privati che dovrebbero farla, e quindi loro non ci stanno più dentro, forse una volta tanto è un vantaggio per noi, perché almeno ce la lasciano gratuita l'attuale tangenziale. È una delle poche, insomma, i fattori negativi qualche volta portano anche, sapete che c'è sempre l'altra faccia della